Grazie professore per questo grande affresco storico e proseguiamo con un piccolo cambiamento di programma. Diego Carlo parlerà nel pomeriggio per lasciare spazio a Monsignor Sebastiano Sanguinetti, Vescovo Emerito di Tempio, e ci parlerà della lingua sarda nella liturgia con attenzione alla situazione attuale e alle prospettive. Uno dei cuori del problema che va avanti da decenni e Monsignor Sanguinetti ha seguito sempre con molta attenzione fin da quando era vescovo di Ozieri. Dico bene? Sì, buongiorno a tutti. Avevo capito che io ho scombinato un pochino il progetto di questa giornata, ma ho ricevuto il programma di questo convegno alcuni giorni fa, e quando in qualche maniera mi sono reso conto, io non sapevo che il convegno sarebbe durato tutta la giornata e che io avrei dovuto parlare al pomeriggio, e mi sono reso conto che invece al pomeriggio non potevo, perché avevo già un impegno a cui non potevo in qualche maniera rinunciare. Allora ho chiesto la cortesia di poter parlare stamattina, e quindi scombinando un po' il programma e dando al mio intervento anche una collocazione non proprio coerente con quello che è lo schema della giornata, che avrebbe trovato proprio stasera la sua collocazione più idonea. Mi è stato detto che i tempi erano limitati e quindi io mi attengo ai tempi limitati. Ho preparato anche un testo scritto, ma è un testo più schematico che è articolato nella sua argomentazione. Poi consegnerò invece per gli atti un testo meglio organizzato. Il tema che mi è stato assegnato è la lingua sarda nella liturgia, situazione e prospettive. Un tema che evidentemente in Sardegna è molto sentito, e non da oggi. Sicuramente il padre Turtas ha trovato uno dei suoi antesignani, uno dei suoi maggiori interpreti e propugnatori. Naturalmente con il suo stile anche molto pungente, molto polemico, di cui anch'io in un determinato momento sono stato vittima, quando in un articolo pubblico avevo in qualche maniera interpretato ciò che il Concilio Plenario Sardo aveva detto, e quindi in qualche maniera aprivo quello che il Concilio aveva detto ad alcune possibilità per il futuro. Naturalmente per padre Turtas ciò che il Concilio Sardo aveva detto era troppo poco, quindi avrebbe dovuto dire molto di più e sarebbe dovuto essere molto più preciso, molto più determinato nel promuovere questo. Nella mia premessa alla comunicazione di stamattina io ho richiamato i due documenti principali della Santa Sede. Dobbiamo ricordare che la Conferenza Episcopale Sarda non è padrona della liturgia, cioè non ha in qualche maniera il potere di intervenire nella organizzazione perché la liturgia è competenza esclusiva della Santa Sede, che poi ha un passaggio intermedio nella Conferenza Episcopale Nazionale, che raccoglie le istanze delle singole realtà e poi le trasmette, quindi si esprime e poi trasmette evidentemente il tutto alla Santa Sede per quella che viene chiamata la confermazione, cioè nel senso che tutti gli atti riguardanti in questo caso la liturgia devono essere confermati, quindi ritenuti idonei dalla Santa Sede per essere approvati e per essere divulgati. Noi sappiamo che fino al Concilio Vaticano II l'unica lingua consentita nella liturgia era il latino. È il Concilio che ha aperto all'uso delle lingue locali. Però questo uso delle lingue locali non è, senza regole. Quindi la Santa Sede
ha pubblicato due documenti principali, vengono richiamati soprattutto due documenti che troverete negli atti, nel testo scritto che consegnerò. Perché sulla liturgia la Santa Sede è particolarmente severa? Perché la liturgia dice il Concilio stesso, la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa, è il punto più alto dell'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. Quindi capiamo che la liturgia in qualche maniera è il cuore della vita della Chiesa. Ed è per questo motivo che non può essere lasciato all'arbitrio di singole, per quanto valide, iniziative, ma ha bisogno in qualche maniera, diciamo così, del timbro di autenticità della Santa Sede. I documenti che in qualche maniera fanno riferimento è la lettera ai presidenti il primo è la lettera ai presidenti delle conferenze episcopali sull'introduzione delle lingue parlate nella liturgia del 5 giugno 1976. Il secondo documento è molto più recente ed è un decreto attuativo delle disposizioni del canone 388 del Codice di diritto canonico che porta come titolo Postquam Summus Pontifex. Ecco, questo decreto è del 22 ottobre 2021, quindi abbastanza recente, ed è proprio in questo documento che in qualche maniera vengono sancite quelle che sono le norme che le conferenze episcopali locali, quindi come quella regionale nostra, devono seguire per poter in qualche maniera arrivare all'approvazione del progetto in lingua locale. Sono due gli elementi che in qualche maniera questi documenti ci dicono. Il primo passaggio è il riconoscimento della lingua sarda come lingua liturgica, quindi lingua capace di esprimere quelli che sono i contenuti della liturgia, contenuti teologici, contenuti letterari, contenuti culturali. Quindi questo è il primo passaggio. E questo passaggio da chi è dato? Questo passaggio è dato dalla Conferenza Episcopale Nazionale. È la Conferenza Episcopale Nazionale che determina con un decreto che in questo caso la lingua sarda è lingua liturgica. Naturalmente la Conferenza Episcopale Italiana, attenzione, è l'assemblea di tutti i vescovi che votano a maggioranza assoluta. Quindi la maggioranza assoluta vuol dire non la maggioranza dei presenti, ma la maggioranza dei componenti dell'assemblea dei vescovi. I vescovi, diciamo così, sono 230, quindi la maggioranza assoluta richiede circa 170-180 voti, no? Naturalmente a questa votazione si arriva come attraverso l'elaborazione dei contenuti dei testi e delle argomentazioni che la Conferenza Episcopale Sarda fa. Quindi decreto della Conferenza Episcopale Italiana che poi passa alla Santa Sede per la confermatio, si chiama per la confermatio. L'altra questione che in qualche maniera non abbiamo tenuto presente è che, e sempre lo dice sempre quel decreto attuativo di cui parlavo del 2021, che dice che condizione previa per l'avvio di una traduzione di un uso della lingua sarda nella liturgia è la traduzione di tutti i 72 libri della Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura è il libro fondamentale da cui la liturgia trae tutti i suoi contenuti. Quindi prima di approvare qualunque testo liturgico in lingua locale ha bisogno di questo passaggio, di questa dichiarazione. Naturalmente noi dobbiamo raccogliere
ed è questo l'impegno che in qualche maniera ci tiene occupati prossimamente. Abbiamo già iniziato naturalmente questo lavoro. Una brevissima sintesi del lavoro fatto. Allora, dobbiamo ricordare quel passaggio del Concilio Plenario Sardo di cui abbiamo... Che cosa dice il Concilio Plenario Sardo? Intanto riconosce alla lingua sarda il ruolo che ha avuto nella vita della Chiesa della Sardegna. Cioè, perché attraverso la lingua sarda i sardi sono riusciti nel tempo, nella lunga storia, ad esprimere il meglio di sé anche in ambito religioso. Quindi riconoscere la dignità e l'importanza della lingua sarda nella vita della Chiesa e quindi nella fede dei cattolici isolani. La seconda apertura riguardava anche il possibile uso della lingua sarda nella liturgia. Queste le parole del Concilio. Vadano studiati con serietà culturale e con adeguata competenza teologica e pastorale possibili ulteriori ampliamenti della sua utilizzazione nella liturgia. Io mi ero permesso in qualche maniera di spiegare e di divulgare, vedendo in questa possibilità una grande apertura della Chiesa sarda. A Padre Turta non è bastato, si aspettava molto di più. In diverse parti dell'isola furono avviate delle iniziative autonome da parte di taluni, che però evidentemente non potevano trovare sostegno da parte dei vescovi, proprio per la loro estemporaneità e mancanza di un quadro generale di riferimento. Nel 2017, precisamente nella riunione del 5 dicembre, la Conferenza Episcopale Sarda, raccogliendo diverse sollecitazioni pervenute da più parti, decise di dare un'accelerata al progetto, con l'individuazione di una commissione di esperti delegato di seguire questo progetto era allora Monsignor Ignazio Sanna. Il 16 gennaio 2018 Monsignor Miglio, l'attuale Cardinal Miglio, allora presidente della CES, informò di aver avuto contatti con la Fondazione Sardinia e con il gruppo di lavoro Prego in Sardo, che aveva già prodotto una prima parziale bozza di testi. Venne individuato un gruppo di esperti che Monsignor Sanna avrebbe contattato per un primo parere sul parziale materiale consegnato. Con diverse tappe il lavoro della Fondazione Sardinia continuerà fino alla predisposizione del testo scritto, quello che abbiamo chiamato Instrumentum Laboris, che doveva essere in qualche maniera la base in mano alla Conferenza Episcopale, da valutare, da verificare e poi da inviare alla Conferenza Episcopale Italiana. Nel frattempo, nell'aprile del 2019, io subentrai a Monsignor Sanna come vescovo delegato per questa materia. Qualche spiacevole intoppo esterno causò un qualche ritardo nella fase della revisione dell'Instrumentum Laboris, che comunque portammo a termine. Nel marzo 2023 inviammo alla CEI il testo finale contenente la traduzione dell'Ordo Misse, di 9 cosiddetti comuni sono i formulari celebrativi per diverse circostanze e del rito del matrimonio e di un ridotto lezionario. Con lettera del 30 maggio 2023 arriva la risposta della CEI per mano del Presidente della Commissione Episcopale. A nome della stessa Commissione il Presidente rispose con lettera al nostro Presidente, Monsignor Mura. Non era una bocciatura del progetto, ma un invito a riformulare il tutto tenendo conto di quanto stabilito dalle norme generali della materia, a quelle norme che in qualche maniera abbiamo fatto cenno. Le norme sono quelle che abbiamo detto prima. Alcune parole conclusive. Prospettive, quali prospettive per il futuro? Intanto da parte di noi vescovi vi è stato e vi è grande apprezzamento e gratitudine nei confronti della Fondazione Sardigna,
del gruppo di lavoro Prego in Sardo e degli esperti da loro coinvolti nella predisposizione dei formulari. Sicuramente quel lavoro non va perso, sarà utile nella stesura del futuro progetto. Naturalmente la risposta avuta da Roma ci ha obbligato a una pausa di riflessione e una serie di incontri chiarificatori con la Santa Sede e con la Commissione Episcopale della CEI. I primi incontri si sono tenuti in modo separato, con i due livelli, Santa Sede e CEI. Solo qualche settimana fa abbiamo avuto un incontro collegiale tra Santa Sede, Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Episcopale Regionale. Per la Santa Sede era presente il segretario del Dicastero, Monsignor Viola. Per la CEI era il presidente della Commissione Episcopale, Monsignor Busca, e il direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale. Per la CES eravamo presenti Monsignor Mura, Monsignor Baturi e il sottoscritto. Sia gli incontri singoli, sia quelli collegiali sono stati molto positivi e costruttivi e hanno consentito di avere più chiare prospettive per il lavoro che ci attende. Capisco e capiamo, noi vescovi, la delusione di questa frenata in chi nel progetto ha sempre creduto, adoperandosi in ogni modo perché vedesse la luce, soprattutto in chi ha speso tempo ed energie per predisporre i testi dei formulari sottoposti all'autorità competente. Questa frenata prelude tuttavia a un lavoro più rispondente alle norme che non possiamo eludere. I tempi si allungano un po', ma stavolta lavoriamo lungo linee chiare e precise. In estrema sintesi, il percorso prevede 3 passaggi fondamentali, propedeutici l'uno all'altro. Il decreto della CEI a cui facevo accenno, che riconosca la lingua sarda come lingua liturgica, cioè capace di esprimere i veri contenuti scritturistici e teologici della liturgia, la traduzione nella duplice variante campidanese e logudorese di tutti i libri della Sacra Scrittura e terzo, individuazione dei formulari da sottoporre ad approvazione. Tutti e 3 questi passaggi hanno bisogno, come ricordavo, di un duplice livello di approvazione, quello dell'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani a maggioranza assoluta e la successiva recognizio della Santa Sede. Concludo con un'assicurazione, qui c'è anche Monsignor Mura, naturalmente io parlo non a titolo personale, ma a nome della conferenza episcopale regionale. I vescovi sardi sono più decisi, hanno sempre creduto. Questa conferenza ha sempre creduto in questo progetto. Quindi sono più che mai decisi e siamo più che mai decisi ad investire tempo ed energie in un progetto in cui crediamo e in cui desideriamo dedicare intelligenza e cuore. Non da soli, evidentemente, ma con il gruppo di persone e istituzioni che garantiscano al progetto solidità scientifica, teologica e liturgica. Grazie della attenzione. Quindi dobbiamo portare ancora molta pazienza per questo percorso. Noi andiamo avanti con la nostra giornata e entriamo nella seconda sessione, che è dedicata alla figura di padre Turtas come storico, e a questo punto diamo la parola a Mauro Sanna, che è uno storico con esperienza all'Università di Sassari ed è stato uno stretto collaboratore di padre Turtas. Ci parla sul tema l'ultima fatica di Raimondo Turtas, la nuova edizione della Storia della Chiesa in Sardegna. Prego. Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno alla moderatrice dottoressa Lesu. Ah, ecco. Adesso? Meglio, grazie. In primo luogo voglio ringraziare Diego Carru e Gloria Turtas, per l'invito a questa giornata. E adesso entro nel merito. Per quanto so,
L'idea per la realizzazione di un manuale di storia della Chiesa in Sardegna nacque in Raimondo Turtas durante la seconda metà degli anni '80. Era per lui un periodo di densa produzione storiografica, anche se a dire il vero nessuno ricorda momenti di riposo in questo senso, volta alla ricostruzione della storia dell'Università di Sassari. Il primo impulso dovette essere conseguente al suo coinvolgimento nella realizzazione dell'opera miscellanea Storia dei Sardi e della Sardegna, uscita a cura di Massimo Guidetti per i tipi della Iacabuc tra il 1988 e l'89, ma la cui progettazione risaliva ovviamente a qualche anno prima. In quell'occasione il professore, così lo chiamavo io, si accorse di quanto fossero inadeguati gli strumenti bibliografici e gli studi relativi alla storia della Chiesa sarda editi fino a quel momento, soprattutto relativamente al periodo antico e medievale, mentre per il periodo moderno e contemporaneo continuava a ritenere quantomeno accettabile, così diceva, l'opera comunque meritoria di Damiano Figlia. Tra coloro che spinsero con energia affinché Raimondo Turtas intraprendesse questa formidabile impresa vi fu certamente uno dei più assidui frequentatori del cenacolo intellettuale che si era realizzato dentro la sua casa agli albori della storia della facoltà di Magistero dell'Università di Sassari, il suo caro amico Marco Tangheroni. Credo che almeno all'inizio il professore abbia avuto dei dubbi sull'opportunità di dedicarsi a questo impegno, non perché non lo ritenesse necessario, ma perché era consapevole che una iniziativa del genere avrebbe assorbito tutte le sue energie per un periodo di tempo difficilmente quantificabile e avrebbe avuto anche come conseguenza una completa revisione della sua carriera e dell'ambito dei suoi studi, fino ad allora concentrati, almeno da quando era ritornato in Sardegna, sulla storia culturale dell'isola in periodo umanistico e della prima età moderna. Ma dal momento in cui la sua decisione fu definitiva, si dedicò alla realizzazione della sua storia della Chiesa non solo con le sue straordinarie doti intellettuali, affinate da lunghi studi presso la Pontificia Università Gregoriana prima e presso l'Institute of Historical Research di Londra poi, ma anche da quella incrollabile forza di volontà e di abnegazione allo studio e alla ricerca che, sua caratteristica naturale, aveva poi forgiato nel tempo fin da quando aveva deciso di diventare gesuita. Nella costruzione dell'opera dovette ampliare il raggio della sua azione di ricerca ad ambiti cronologici da lui mai prima affrontati, ma forte degli insegnamenti di padre Pierre Blais per la metodologia storica, degli studi di storia della Chiesa medievale sotto la guida di padre Friedrich Kempf e di paleografia diplomatica con padre Paolo Rabikauskas, affrontò già sul finire degli anni '80 la storia della Chiesa sarda durante il Medioevo. In questo periodo nacquero anche gli spunti per alcuni studi circoscritti ad ambiti specifici della Chiesa medievale della Sardegna, come quello su Gregorio VII e quello sull'arcivescovo di Pisa legato pontificio in Sardegna. Entrambi lavori che hanno segnato un nuovo approccio alle fonti e modificato l'interpretazione del ruolo dei pontefici medievali nella storia dell'isola. Durante tutti gli anni '90, come è noto, Raimondo Turtas si dedicò a completare il suo manuale, con l'obiettivo dichiarato di pubblicarlo entro l'inizio del nuovo millennio. Ed infatti la storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al 2000 uscì per i tipi di Città Nuova nel 1999. Le sue 978 pagine, per l'originalità dell'impostazione, la ricchezza della documentazione e la densità della narrazione degli spunti storiografici, sono oggi il punto di riferimento fondamentale per gli storici che si occupano della Sardegna e non solo della sua storia ecclesiastica. Corredato di vari sussidi come la cronotassi dei vescovi sardi e l'appendice storiografica e cartografica, il volume mise l'isola in una condizione, e continua a mettere l'isola in una condizione di privilegio rispetto, io credo, a tutte le altre realtà territoriali italiane a proposito del tema storico in questione. Nel primo decennio degli anni 2000, Raimondo Turtas continuò a condurre una alacre attività di ricerca a tutto campo rispetto agli ambiti cronologici e storiografici, con una particolare attenzione alle questioni di ambito culturale, come dimostrano i due volumi, il primo sulle chiese e i Gosos di Bitti e Gorofai
e il secondo sul tema a lui particolarmente caro del rapporto tra lingua e fede, pregare in sardo. L'approfondimento di questi e altri temi, oltre all'impulso e all'attenzione rivolta agli studi di alcuni suoi allievi, penso soprattutto alle cronotassi vescovili di Massimiliano Vidili, e se mi è consentito ai miei stessi lavori sulle relazioni tra il papato e la Sardegna, soprattutto nel XIII secolo, lo convinsero agli inizi del secondo decennio del secolo della necessità di produrre una seconda edizione della storia della Chiesa in Sardegna, nonostante questo testo non avesse e non abbia perso nulla della brillantezza e della affidabilità che aveva al momento dell'edizione. Conscio del fatto che la narrazione storica non si esaurisce mai, il professore decise di riprendere la sua importante e imponente monografia per integrarla con le non poche novità che, soprattutto grazie al suo contributo, erano state pubblicate dopo il 2000. Il suo primo obiettivo fu comunque quello di non stravolgere l'impostazione originaria del volume del 99. Era convinto della necessità che il lettore dovesse ritrovare, per quanto possibile, una continuità tra i due testi, trattandosi appunto di una seconda edizione e non di un'opera del tutto nuova. Pertanto l'organizzazione dei capitoli e dei paragrafi doveva rimanere la stessa e altrettanto doveva accadere con le note a piedi pagina, che comunque sono state la parte del testo che ha subito le modifiche più radicali. Su mio suggerimento in alcuni punti si sono inserite delle note bis, così da non modificare l'originaria numerazione, ma permettendo comunque di evitare note dalla lunghezza eccessiva, che avrebbe poi avuto conseguenze non solo sulla capacità dei lettori di seguire il filo del discorso e sulla qualità del testo, ma anche relativamente alla successiva impaginazione a stampa. Come quasi tutti i presenti sanno, a partire dal 2015 le energie fisiche di Raimondo Turtas iniziarono a diminuire, costringendolo per alcuni periodi a lavorare solo poche o punto ore al giorno. Ma la volontà di terminare l'opera di revisione in vista di quella che doveva essere, usando un termine inglese, la sua legacy, la sua eredità alla comunità non solo scientifica ma propriamente sarda, non venne mai meno. Già intorno al 2017, per motivi sui quali tornerò brevemente in chiusura, il professor Turtas, durante i nostri incontri che normalmente si svolgevano il venerdì mattina, mi chiese che in caso che la sua morte precedesse il termine del lavoro, potessi farmi carico di concludere quanto da lui iniziato. E quando nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 18 il professore ci ha lasciato, il materiale sul quale stava lavorando e che da tempo condivideva con me in una cartella online restò nella mia responsabilità. Nel corso del tempo, le modifiche apportate avevano fatto lievitare il testo della storia della Chiesa in modo notevole. A mero titolo di esempio, il capitolo sull'età delle riforme sabaude, che nel libro occupa uno spazio relativamente ridotto di 28 pagine, naturalmente relativamente ridotto rispetto alle 978 pagine totali di testo, aveva subito un incremento di solo circa 8.000 caratteri nel testo, ma di altri 45.000 nelle note, per un totale di 25 cartelle di testo elettronico e orientativamente 15 pagine di testo a stampa, con una implementazione quindi di circa il 50%. Ancora, l'ultimo capitolo, che arriva al 2015 e non più al 2000, aveva subito un incremento di circa 70.000 caratteri, pari a circa altri 20 pagine di testo a stampa, che a fronte di un testo originario di 80 pagine rappresenta un aumento del 25%. Il nuovo testo, a seconda dell'edizione che si farà, potrebbe superare le 1100 pagine. Purtroppo, nonostante il professor Turtas lavorasse alla revisione quotidianamente, la forma che il testo aveva nel 2018 era ancora incompleta, anche perché, come capita talvolta a tutti coloro che scrivono, quella riscrittura aveva preso a rappresentare per Raimondo Turtas una ragione fondamentale di vita e vi ritornava su con un infinito laborlime che spesso si traduceva in realtà nell'apertura di nuove riflessioni che richiedevano ulteriori elaborazioni. Insomma, la seconda edizione era uno strumento per continuare a pensare, riflettere, scrivere, vivere.
Nel corso di questi non più pochi anni ho cercato di procedere nel solco della volontà del professore, provando ad armonizzare il testo che ha lasciato in un faticoso lavoro di composizione. Gli ostacoli che mi si sono presentati sono stati fondamentalmente due. Per primo quello della impossibilità a calarmi con continuità nel lavoro di riordino, dato che sin da prima della morte del professore il mio tempo è in buona parte assorbito dalla professione di insegnante nei licei. Il tempo da dedicare a questo lavoro è stato sostanzialmente confinato ai periodi estivi di vacanza dalle attività didattiche. A ciò si aggiunge un altro elemento ancora più importante, la limitatezza delle mie competenze specifiche al solo periodo medievale, mentre l'opera si estende ai 2 millenni di storia del cristianesimo. Pertanto l'opera di revisione ha comportato anche un faticoso adeguamento delle mie conoscenze agli ambiti cronologici differenti. Detto questo, la revisione del testo è fortunatamente in una fase finale. È necessario portare alcune integrazioni al periodo antico, per il quale ho ricevuto il prezioso contributo del qui presente professor Attilio Mastino, e alcune definizioni di dettaglio relativamente alla questione medievale delle Dunicalias, alla quale Raimondo Turtas teneva molto, per la quale ho ricevuto il supporto dell'amico professor Alessandro Soddu, a sua volta amico e ammiratore del professor Turtas. Questo percorso dovrebbe completarsi alla fine della prossima estate, con la definizione della bibliografia. A quel punto si potrà procedere alle fasi relative all'edizione stampa, che comporteranno la fatica non indifferente degli indici, ma che saranno il viatico all'attesa e necessaria nuova edizione. In chiusura, ho accennato poco fa alla richiesta di Raimondo Turtas che io mi occupassi del destino della seconda edizione della sua storia della Chiesa. Il fatto è che la fortuna, lui avrebbe forse parlato della provvidenza, mi ha fatto conoscere il professore durante il mio secondo anno di università nel 1989. Capitò in quell'anno che mi dicesse di avere del buon materiale per una tesi. Non so se pensasse che io fossi un buono studente, ma per certo io cercavo di farglielo credere. Da allora egli si fece carico non di essere semplicemente il mio relatore, ma un maestro di storia. Non avrebbe senso, ovviamente, riassumere adesso 29 anni della mia vita, ma da allora, dal 1989, si instaurò lentamente un legame tra maestro e allievo che nel tempo, pur nella profonda diversità di caratteri e di personalità, ha travalicato la sfera professionale e intellettuale, inglobando la dimensione amicale, fino a quando quest'ultima, negli anni, è divenuta prevalente. Fu forse per questo, per i caffè del venerdì mattina alle 9:15 dopo la messa, che quando decise di riprendere la storia della Chiesa mi chiese un supporto sia tecnico sia di lettura sia di revisione. Per certo devo a Raimondo Turtas tutto ciò che so sul metodo storico, ma il suo rigore e la sua profondità di analisi, che riguardava ogni ambito della sua esistenza, hanno influito e modificato ogni ambito anche della mia vita intellettuale, quindi propriamente umana. Di un dono del genere non è possibile sdebitarsi, ma almeno posso dire a voi qui presenti e soprattutto alla sua famiglia di essere consapevole e profondamente grato di quanto ho ricevuto, e lo sarò fino a quando avrò memoria di me. Scusate. Per questa testimonianza profonda e commossa. Andiamo avanti con Monsignor Tonino Cavizzosu, che è storico della Chiesa sarda, è stato ordinario di storia della Chiesa alla Facoltà Teologica della Sardegna. Non lo vedo, ma so che... Ah, eccolo qua, mi perdoni. È stato direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Cagliari e vicario episcopale per la cultura della diocesi di Ozieri. Ci parlerà dell'opera di Raimondo Turtas nel progresso degli studi sulla storia della Chiesa in Sardegna. Prego, Monsignore. Grazie. L'opera storiografica di Raimondo Turtas rappresenta uno dei punti più alti di un cammino di riflessione storica
che partendo dagli albori del cristianesimo in Sardegna ha visto numerosi studiosi fare oggetto delle proprie ricerche il divenire storico della Chiesa nell'isola. Ognuno di essi ha offerto contributi secondo metodologie e sensibilità specifiche del tempo in cui hanno vissuto, talvolta autodidatti, ripetitori acritici di quanto precedentemente affermato, legati alle istituzioni di cui facevano parte, privi di adeguate ricerche sulle fonti, hanno prodotto contributi con pregi e limiti intrinseci. L'oggetto studiato dalla storia ecclesiastica è la crescita nel tempo e nello spazio della Chiesa cattolica. Il suo contenuto ha vissuto, come altre discipline teologiche, un ripensamento metodologico e contenutistico. Questa progressiva maturazione bisogna contestualizzarla a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento, all'interno dei progressi operati dalla scienza storica in genere. La storia della Chiesa, a lungo dominata dalla dimensione apologetica, ha assunto gradualmente il metodo storico critico, ricercando le fonti, analizzandole in maniera interdisciplinare, libere da presupposti ideologici. L'apertura degli archivi vaticani nel 1880 fu guidata da una consapevolezza presente nel pensiero di Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum. Prima messe historiae legem, ne quidi falsi dicere audeat, de inde ne quidi veri non audeat. Il concetto di Chiesa presente nell'opera e nella docenza accademica di Turtas non è chiuso tra le quattro mura della sagrestia, ma è aperto, dinamico, armoniosamente coniugato con la cultura e la società. La sua storia della Chiesa dalle origini al 2000 non è solo storia di una istituzione, ma è molto di più. È storia dell'uomo vissuto in Sardegna che conosce nella Chiesa cattolica un importante punto di riferimento, con pagine avvincenti e spesso anche capitoli bui. La ricchezza della sua produzione storiografica mostra una ricerca capillare in cui fede e libertà camminano insieme, aliene da ogni servilismo. Il merito dello storico bitese è quello di aver offerto un'opera di sintesi di 20 secoli del cristianesimo nell'isola, con una riflessione costruita sulle fonti, con ricchissima bibliografia, come appena abbiamo sentito dal professor Sanna, esaminata con metodo critico, con sguardo privo di visione apologetica, superando gli storici precedenti e aprendo piste di ricerche per altri studiosi. I due maggiori storici del secolo XX sono Damiano Filia di Illorai e Raimondo Turtas di Bitti. Ma prima di esporre il mio giudizio sul salto di qualità operato dai contributi di Turtas, mi sia permesso fare un breve excursus su alcune opere che li hanno preceduti, vale a dire che Turtas non cresce come un fungo all'improvviso, ma è frutto di una ricchezza precedente. Il padre della storiografia sarda è Giovanni Francesco Fara, con il De Rebus Sardois e la De Coreografia Sardinie. A questo autore Turtas e Cadoni nel 1992 hanno dedicato un'accurata rivisitazione in 3 volumi. Poi abbiamo, ne ricordo proprio a volo d'uccello, Vico, Vitale, Mattei, la Sardinia Sacra riedita qualche anno fa da Delfino, Pietro Martini con la storia ecclesiastica, Pasquale Tola, il Bima,
l'Angius, Emanuele Marongiolurra. Ecco, la mia attenzione si rivolge soprattutto al Novecento. Nel Novecento registriamo i nomi di Bachisio Raimondo Mozzo con gli studi sui bizantini, Agostino Saba sui rapporti tra Monte Cassino e la Sardegna, Raimondo Bonu e una ricca serie di studiosi locali, eruditi, ma dopo la crisi modernista lontani dall'ambito accademico. La storia ecclesiastica del Novecento è fatta soprattutto da questi studiosi molto seri, vicino alle fonti, agli archivi, ma lontani da una sensibilità accademico-civile. Per quale motivo? Vi ricordo alcuni nomi, è bene una volta ogni tanto ricordarli: Sebastiano Pintus e Luigi Cinesu di Iglesias, Severino Tomasi di Ales, Luigi Cherchi di Cagliari, Antioco Melis di Oristano, Pietro Maria Marcello di Nuoro, Francesco Amadu di Ozieri, che io ho definito l'ultimo ecclesiastico erudito, davvero una figura notevole. Le loro opere hanno offerto pagine singolari sulla storia delle genti sarde, ma per lo più sono settoriali, figlie del tempo in cui sono state prodotte, spesso anche carenti di ricerca sulle fonti. E allora mi sia permesso, ma prendo io la responsabilità di quello che dico, si potrebbe dire che, come esiste una questione ecclesiastica meridionale, nazionale, si potrebbe riscontrare anche una questione ecclesiastica sarda, che affonda le radici nella storia dei collegi teologici di Cagliari e di Sassari e nella facoltà teologica di Cuglieri. In queste istituzioni la disciplina storica sulla Chiesa è rimasta quasi allo stadio embrionale, anche per la sudditanza del clero e del laicato ad illustri maestri. Gli illustri maestri nel Novecento sono i gesuiti nel seminario regionale di Cuglieri, che hanno dei meriti immensi su ambito teologico, spirituale e disciplinare, ma poco sensibili alla nostra identità. Il salto di qualità si registra nel XX secolo con due opere fondamentali, di Damiano Filia e di Raimondo Turtas, entrambe con progetto di ricostruire in un'unica opera 2000 anni di presenza cristiana e di innovare metodo di ricerca e contenuti. Queste due opere rappresentano due pilastri fondamentali. Turtas nutriva grande stima di Filia. Il carattere fiero e rigoroso dello studioso che stiamo commemorando non esprimeva giudizi a cuor leggero, ma solo dopo aver ponderato la bontà di un'opera. Io ricordo come se fosse oggi, un mese prima di morire, alle 11 di notte mi arriva una telefonata: Tonino, ma in quell'articolo su teologica e storica forse una virgola ci sarebbe voluta. Padre Turtas, sono le 11 di notte, mi lasci in pace, tanto per dire la severità dell'uomo, ecco. Per cui i giudizi che Turtas esprimevano erano ponderati, nel senso che conosceva le opere. Perché dunque stimava così Filia? Perché la sua opera, scrisse, fu pionieristica. Lo storico di Lorai pubblicò infatti appena 31enne il primo volume nel 1909, il secondo nel 13, il terzo era già pronto da una decina d'anni e fu pubblicato solo dopo il concordato del 29. La singolarità di Filia sta proprio qui, e Turtas lo sottolineò diverse volte. Senza una preparazione metodologica specifica, lontano dai centri accademici e dalle fonti che la Sassari del primo Novecento non gli poteva mettere a disposizione,
ha offerto un'opera che riscosse giudizi positivi dalla critica. Ricordo i giudizi di Solmi, di Sebastiano Pola, di Raimondo Bonum, e che aprì la strada per ulteriori piste di ricerca. Si potrebbe affermare che senza Filia non si avrebbe Turtas, da lui considerato maestro, anche se con una patina apologetica tipicamente turritana si trova un fondo di verità nella frase di Frumentario, Aldo Cesaraccio, sulle colonne della Nuova Sardegna nel maggio 1976, a 20 anni dalla morte, definì Filia uno dei più vigorosi cervelli della Sardegna, a cavallo di 2 secoli, come studioso, scrittore e oratore sacro. E rubando l'immagine a Frumentario potremmo dire altrettanto su Turtas. Per la produzione storiografica di Turtas si registra però una differenza sostanziale. Essa scaturiva da una specifica formazione metodologica acquisita presso la facoltà di storia della Chiesa alla Gregoriana, alla scuola di storici gesuiti del calibro di Viglioslada, Kempf, Blé, Monachino, Rabikauskas, Martina. La metodologia che ha formato centinaia di docenti nelle facoltà teologiche di tutto il mondo aveva alla base l'insuperabile Ratio Studiorum del 1599, per cui formazione negli atenei ecclesiastici e in quelli civili, carattere fiero delle genti barbaricine, di cui Turtas, come è stato detto più volte, andava orgoglioso e che talvolta gli ha creato anche non pochi avversari, sono alla base dei suoi studi e della sua personalità. L'opera storiografica di Turtas raggiunge il suo culmine nella storia della Chiesa, dalle origini al 2000, ma è sparpagliata in 1000 rivoli, come documentano le 11 pagine di bibliografia curate dal professor Mauro Sanna. A partire dal 1971 fino al 2013 si contano 132 contributi scientifici di grande valenza. La mia attenzione si rivolge soprattutto alla storia della Chiesa contemporanea e in essa alla descrizione dell'Ottocento e Novecento, periodi a me più congeniali. Filia focalizza l'attenzione fra Stato e Chiesa a metà Ottocento, con descrizioni, e mi si passi se sto affermando qualcosa di superiore alle mie forze, con descrizioni, oserei dire, letterarie. Che bello quando nel Settecento descrive la poesia popolare. Proprio ci sono pagine che per me non sono solo storia, ma sono anche letteratura. Le problematiche di metà Ottocento, le problematiche del Novecento fino al concordato del 29 sono appena sfiorate. Turtas per i 2 secoli 20 e 21 ha un taglio decisamente storico, fondato sulle fonti ecclesiastiche. Penso all'uso che fa delle relazioni ad alimina, quelle relazioni che in Sardegna sono state scoperte grazie a Monsignor Alberti, o che almeno fu uno di quelli che sottolineò l'importanza e che avrebbe voluto pubblicare per tutte le diocesi. E queste relazioni da Turtas vengono esaminate con acume, comparate con quelle coeve, civili, per costruire un quadro più esaliente possibile dei fatti. L'attenzione e l'interesse dell'autore per l'età contemporanea si può dedurre anche da un dato statistico. Nell'insieme di circa 1000 pagine, ben 470 sono dedicate
alla faticosa uscita dall'Ancien Régime, al periodo della Restaurazione, ai nuovi e mutati rapporti tra Stato e Chiesa, alla statistica demografica, e questo è uno dei capitoli più belli nell'opera di Turtas. Statistica demografica del clero diocesano e regolare, al divorzio fra Chiesa e società. Nella descrizione di queste problematiche è assente ogni visione apologetica, anzi spesso l'autore si mostra critico verso la Chiesa. Molto bella l'immagine della mitragliatrice, proprio bella, io mi trovo in sintonia, ma è una mitragliatrice non fatta con amore, come dirò tra breve. E dalle relazioni ad Alimina vi cito soltanto una perla. Quando Turtas cita una frase del vescovo di Fonni, Zunnui Casula, questi nel 1873 nella Relatio ad Alimina scriveva che i vescovi sardi nel primo Ottocento erano convinti, citazione, che non dovessero mai cessare per la Chiesa i tempi dell'opulenza e dell'inganno, due sostantivi importanti, per cui non si credette alle conseguenze estreme della presente rivoluzione. Un bitese che loda un fonnese per l'acume veramente profondo che contiene questa frase. I vescovi sardi non hanno capito la rivoluzione e sono andati avanti chiusi in mezzo ai privilegi. Chiedo venia ai due vescovi presenti, è libero e gli studiosi devono essere liberi di dire questo. I giudizi di Turtas dimostrano l'acume della sua riflessione, il rigore morale nell'esprimere il proprio pensiero su fatti storici del passato perché possano essere di insegnamento. Egli, libero da qualsiasi dipendenza clericale, si sente autonomo nel proporre la propria riflessione anche quando il suo giudizio è severo. Egli è corretto, rientra nei canoni di figlio della Chiesa che riconosce colpe e limiti di un'istituzione complessa e articolata. Se si dovesse fare un paragone tra Filia e Turtas al riguardo, bisogna riconoscere allo storico illoraese una mano vellutata e a quello bitese forse una mano ruvida, in certi momenti arcigna, però espressa con sensibilità laica ed accademica. Ebbene, io non so se ho finito il mio tempo. Un solo pensiero. Vorrei concludere con un'ultima osservazione. A partire dai primi decenni del Novecento, grazie alla rivista Annals, ha preso piede una nuova metodologia relativa alla storiografia religiosa, una descrizione sociologica e pastorale della realtà di base e non di vertice, attraverso l'analisi di fonti non ufficiali. E qui sono maestri Gabriele De Rosa, Giuseppe Petrocchi, Giuseppe De Luca. Ebbene, a me dà l'impressione che l'opera di Turtas molto spesso guarda il vertice e forse questa sensibilità nuova manca, ma manca nel senso che bisogna ancora sviluppare, che lui ha intuito e che meriterebbe davvero in un futuro per gli storici della Chiesa sarda di essere analizzata. Sono anche del parere che non si possa più ripetere un unico autore e fare una sintesi di 2000 anni, è un'opera faraonica, invece bisognerebbe procedere in equipe secondo la nuova sensibilità metodologica e cercando un rapporto interdisciplinare. Cioè, nonostante Turtas, nonostante la sua severità, rimane un maestro, un amico, e il suo libro è veramente aperto a nuove ricerche. Grazie.
Grazie, signor Capizzoso. Andiamo